Latteria di Soligo è una delle più importanti cooperative di produzione del latte e dei formaggi del Veneto e non solo. Oggi qui a Farra di Soligo viene presentato il bilancio del 2021. Andiamo a sentire dalle parole dei protagonisti com'è andata l'annata appena trascorsa. Il 2021 si è chiuso anche con un po' di soddisfazione, sicuramente ci aspettavamo di più da un prezzo di latte complessivo di tutto l'anno, anche un po' migliore, ma da parte delle energie e non solo, ma poi le materie prime anche sulle nostre aziende hanno creato delle grosse difficoltà sulla seconda parte o gli ultimi 4 mesi dell'anno. E questo naturalmente ci ha impedito di avere anche dei risultati migliori. Quello che in questo momento siamo preoccupati per l'annata 2022 con le energie che hanno continuato a crescere, perché uso dire che in questo momento siamo in guerra anche noi non siamo in guerra diretta, però la guerra dell'Ucraina credo che ci abbia coinvolto specialmente sulla parte energetica, e la paura di rimanere anche senza dei prodotti energetici come che potrebbe essere il gas in primis. E questo naturalmente ci sta preoccupando e facendo anche delle scelte nelle nostre aziende perché tutto questo non succeda. Vediamo un 2022 che speriamo che la grande distribuzione possa essere più comprensiva di quello che è stato fino in questo momento, perché non basta dire di non toccare il carrello della spesa, perché se agli agricoltori non viene riconosciuto almeno per quanto basta per alimentare i propri animali e far funzionare la parte elettrica delle nostre aziende, credo che i nostri allevatori dovranno chiudere. Se chiudono gli allevatori penso che non serva la latteria di Soligo, e se chiudono gli allevatori penso che non si veda neanche dei prodotti nei scaffali. Si può dire anche grazie agli agricoltori italiani, perché abbiamo prodotto per quanto riguarda il 2022 di più, e questo ci ha rifornito di latte, perché un tempo ci rifornivamo dall'estero con dei costi bassi, ora il prodotto estero è quasi improponibile di acquisto. Delle difficoltà che ci sono, e auspichiamo tutti che sia il consumatore che la grande distribuzione possa capire questo nostro momento di grande difficoltà e riconoscerci questa manciata di centesimi che chiediamo. Il messaggio che noi diamo al consumatore, la garanzia dei prodotti che noi facciamo, la sicurezza dei prodotti che noi in questo momento stiamo facendo, e al consumatore chiediamo: scegli i prodotti del Veneto, scegli i nostri prodotti che sono sicuri. Per fare tutto questo chiediamo anche al consumatore quella sensibilità che con una manciata di centesimi in più può naturalmente aiutare gli allevatori. Se vogliamo avere un aumento del prezzo, o meglio che venga riconosciuto il valore del nostro latte, dobbiamo anche dire che questo latte ha una qualità superiore e soprattutto una sicurezza alimentare superiore, ed è assurdo che oggi come oggi valga meno del latte tedesco, che non ha pari qualità. Perdoneranno gli amici tedeschi o francesi, ma è così. Noi abbiamo degli investimenti importanti anche grazie ad ARAV sulla riduzione dell'utilizzo per esempio dei farmaci per curare la mastite nelle vacche, grazie alla nuova tecnologia a disposizione che riduce del 50%, a volte addirittura annienta l'uso degli antibiotici, e quindi bere latte veneto significa bere latte senza antibiotici. Queste cose le dobbiamo dire, e io sono convinto che il consumatore sia disposto a pagare anche qualche centesimo in più se gli diciamo questo. Sì, qualcuno non riesce a capire che qui non si tratta soltanto di non avere latte a disposizione, ma soprattutto col latte veneto noi facciamo i formaggi tipici. Oggi siamo qua a Soligo, il Soligo Oro, la Casatella, la mozzarella STG viene fatta col nostro latte. Se manca il nostro latte non si possono fare i prodotti tipici. Questo è un danno non solo dal punto di vista dell'identità e della cultura del territorio, ma è un danno
danno anche dal punto di vista turistico, perché noi siamo una regione che fa oltre 70 milioni di presenze turistiche e molti turisti vengono qua anche per mangiare e bere bene, è un motivo di attrazione turistica, quindi è fondamentale non soltanto per il settore agricolo ma anche per il settore turistico. Sono sotto attacco da anni, solo che adesso c'è un'emergenza in più che si unisce a quella del Covid, della guerra, quindi ora come non mai dobbiamo garantire due cose: il reddito alle imprese agricole, perché dobbiamo garantire che il nostro agroalimentare continui a produrre, insomma vogliamo continuare a vedere i nostri scaffali, se vogliamo continuare a vedere gli scaffali dei supermercati pieni bisogna per forza garantire loro un reddito, quindi abbiamo chiesto che i fondi del PSR non utilizzati vengano indirizzati proprio ai nostri imprenditori agricoli perché continuino a lavorare in questa situazione di emergenza. E poi bisogna tutelare il nostro agroalimentare che è sotto attacco da anni ma ora più che mai. Un esempio per tutti, la questione del Nutri-Score, la famosa etichettatura a semaforo che vorrebbe appunto etichettare come non buoni o non consumare i nostri formaggi, ad esempio, mentre permetterebbe di consumare senza problemi con un bollino verde prodotti totalmente chimici, perché questo ovviamente le lobby non italiane vogliono portare avanti. Ecco, questo noi dobbiamo assolutamente difendere il nostro agroalimentare e lo faremo in tutte le sedi senza intrecciare di un millimetro.